Buongiorno e buona domenica amici di Sportisi, un saluto dal vostro Marco Genduso per commentarvi la sfida tra Sant'Ernesto e Sport Palermo, valevole per il campionato giovanissimi provinciale Under 14, girone C. Vediamo le due squadre entrare in campo con il direttore di gara. Un lato capitano Infantino, Gabriele Infantino, maglia numero 5 per il giocatore dello Sport Palermo, dall'altra parte invece l'altro capitano è il solito Davide Sistori, che scende come sempre con la maglia numero 10 sulle spalle. Adesso vediamo chi batterà per primo il calcio d'inizio, classica monetina. E il campo viene scelto da Sistori, dunque pallone per capitano Infantino per lo Sport Palermo. Guardiamo subito la classifica, perché bisogna dire come lo Sport Palermo si ritrovi con soltanto 3 punti in questo campionato, ma chiaramente ricordiamo che ci sono diverse squadre fuori classifica, quindi i punti contro le squadre fuori classifica comunque non valgono, contro quelle invece che partecipano ai punti, quindi alla classifica. Sono soltanto 3 i punti raccolti fino a questo momento, dall'altra parte invece il Sant'Ernesto al primo posto con 15 punti. In questo momento una formazione che vuole sicuramente continuare a fare bene, lo vuole fare anche oggi in casa contro un avversario comunque temibile come quello allenato da mister Giorgio Corona. Nel frattempo il campo dovrebbe essere quello di sinistra verso destra, scelto da Capitan Sistoli. Intanto il classico circle time prima di cominciare, con tutta la squadra raccolta. Invece dall'altra parte sembrava quasi potesse esserci. Infatti arriva anche per lo Sport Palermo, raggiunge per ultimo Mastro Simone e anche il portiere Paolo Lacorte. Entrambe le squadre si stanno caricando prima di questo inizio della partita. Noi intanto vi mostriamo il nostro classico scoreboard con il risultato di chiaramente 0-0. Poi ricordiamo che il cronometro partirà all'istante in cui ci sarà il primo pallone rotolare in campo. La carica da parte degli uomini di casa. Sto cercando di capire come si schiereranno. Sicuramente in difesa vediamo Canai e Locacciato. Poi la Parola a centrocampo con Brigaglia che è l'altra mezzala, Sistori come vertice basso. Lì davanti invece dovrebbero giocare Marsalisi con la 17, poi Russo sempre largo, e lì davanti dovrebbe essere Siragusa. Intanto il primo possesso palla è per lo Sport Palermo, che dunque potrà iniziare questo match con Mastro Simone sul punto di battuta. Vediamo vicino a lui Gabriele Nea, maglia numero 9, poi tanta attesa anche per Pietro Argiroffi, maglia numero 10, lo vediamo a centrocampo. Insomma, vediamo come andrà questa partita. Nel frattempo dobbiamo citare anche la gara di andata, terminata 0-3 con la vittoria per il Sant'Ernesto, con i gol di Sistori, Siragusa e La Parola. Insomma, forse gli uomini più attesi questa mattina, questa domenica mattina molto calda qui a Palermo. Poi cenno di intesa con i due portieri da parte del direttore di gara, che guarda il cronometro e inizia anche la sfida con il primo stesso palla per Argiroffi, che allarga dalle parti di Madonia. Poi Sistori intercetta il primo pallone della sua partita, poi si butta in avanti, cerca il taglio alle spalle per Siragusa, che può calciare in porta, e dopo soltanto 13 secondi arriva anche il vantaggio dei padroni di casa con Siragusa che risulta verso la telecamera. Uno dei gol più veloci probabilmente di questo campionato, dovremmo guardare le statistiche, ma comunque 1-0. Inizia malissimo la partita per lo Sport Palermo, che prende il gol alla prima imbucata. Ricordiamo, sono 9 i gol realizzati dallo Sport Palermo in tutto il campionato, 22 quelli subiti. Difatti intanto Siragusa ruba ancora un altro pallone, la Corte questa volta gli nega la doppietta personale, sarebbe stata forse la più veloce della storia. Intanto ancora cerca di girarsi Siragusa, palla che va sulla destra, Marsalisi cerca il traversone per i compagni, la aggancia e calcia ancora Siragusa, palla fuori. Diciamo dunque soltanto 9 gol in questo campionato per lo Sport Palermo, un dato decisamente da evidenziare in quanto risulta essere l'attacco peggiore di questo campionato. D'altra parte invece il Sant'Ernesto risulta essere il terzo miglior attacco con 22 gol fatti. D'altra parte invece la difesa non è un problema, perché sono soltanto 9 gol subiti e dunque affacciano la squadra come la migliore di questo campionato. Enea allarga bene il gioco dalle parti di Cardaci, che cerca di controllarla, poi rientra, riesce anche a passare molto bene Cusimano, conclusione da fuori, Sesta blocca. Insomma, se si cercava forse una risposta da parte dello Sport Palermo, è arrivata in questo momento, con questo tiro da fuori buono da parte di Cusimano. Poi il velo di Russo allontana poi lo Bue senza badare allo stile, direttamente da Sesta.
La grande giornata di sole oggi a Palermo, che ci accompagna. Intanto Corvaia, la parola, cambia bene il gioco per il colpo di Siragusa, arriva Russo da quella parte che può calciare anche scivolata, poi ottimo intervento di Infantino che libera tutto. Canai, Sistori allarga ancora il gioco su Acquisto, che parte come nello scorso match contro l'Accademia di Palermo da terzino sinistro, ma un giocatore decisamente offensivo, quindi quando si attacca comunque un uomo in più è un uomo che sa chiaramente attaccare tanto. Ecco infatti Acquisto che crossa in mezzo con il sinistro, allontana poi la difesa, poi Brigaglia la mette a gioco con qualche difficoltà, Sistori scambia ancora col compagno, Giroffi cerca di pressarlo ma non riesce, salta anche Cusimano, Brigaglia centrale, Siragusa di prima, Sistori cerca la porta e calcia, la Corte blocca senza troppi problemi, anche cappellino per lui, chiaramente il tanto sole. La parola a centrocampo, scontro molto duro in questo caso con Leto, però tutto regolare chiaramente. Acquisto, finta, rientra su Cusimano, poi si appoggia su Brigaglia che vuole liberare il suo mancino, lascia lì il pallone verso Russo, Sistori sbaglia questa volta il passaggio numero 10, uno dei primi errori. Argiroffi rientra, ma la parola molto rapido qui a fermarlo. Russo per Siragusa che aggancia, guarda la porta, poi cerca un passaggio forse in posizione sembrava di fuorigioco, ma non per il diritto di gara. Poi la parola cerca un cross, allontanato da Argiroffi ancora, la parola sguscia via molto bene, poi cerca il mancino e poi in due tempi blocca la Corte. Insomma, in questi primi 4 minuti non ci stiamo annoiando, abbiamo visto già un gol, ma anche diverse occasioni, sia da una parte che dall'altra. Una sola per lo Sport Palermo con il tiro di Cusimano. L'ho cacciato, allontana, poi non trova invece il pallone in Madonia che lascia chiaramente in rimessa laterale, saggiamente sa che può battere con le mani, infatti fa proprio così, cercare Enea di testa, poi lotta Corvaia, palla che si impenna, la tocca a Sistori, Brigaglia e ancora Sistori che poi vede il taglio alle spalle con Marsalisi che può calciare verso la porta sul secondo palo e la palla esce non di molto, ma ci stava arrivando anche Russo, continua a giocare molto molto bene il Sant'Ernesto. Infantino, dopo aver ricevuto il pallone dal compagno, scambia con Valente, palla gettata in avanti per Enea che non aggancia il pallone, c'è Canai in netto anticipo, poi torna dietro da Sesta che oggi sostituisce la Rocca, palla alta, Madonia lascia rimbalzare, non è una buonissima idea, poi Valente spazza più lontano che può, la controlla con qualche difficoltà ma riesce Cusimano che poi vince anche il duello molto bene qui con il Russo, poi 2 volte Cusimano cerca di alzare un po' il ritmo della sua squadra, lui che ha realizzato al momento l'unico tiro dello Sport Palermo, palla sulla profondità con l'ottimo lavoro di Mastro Simone che calcia sul primo palo, Sesta mette in calcio d'angolo ma lo Sport Palermo continua ad attaccare, continua soprattutto a cercare la porta con insistenza, lo fa questa volta col numero 11 che va veramente vicinissimo al pareggio. Sarà quindi calcio d'angolo con Argiroffi sul punto di battuta. Vediamo come crossa, cerca il primo palo di testa, arriva Valente, poi la palla di Manelli, si impenna e poi entra in gol ed è pareggio dello Sport Palermo che riesce a pareggiare i conti, 1-1 il risultato. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato, se non abbiamo visto male, di Mastro Simone, c'è stato diversi calciatori in mezzo, ma dovrebbe essere stato suo il tocco, ha fatto una grande parata Sesta, poi però non è riuscito a tenerla lì e dopo 6 minuti 1-1 il risultato, ma che bella partita. L'ho cacciato, Acquisto, Brigaglia, cercato molto poco in realtà dai compagni, uno come lui invece è sempre molto attivo nella partita. Mastro Simone allarga bene per Cusimano che cerca ancora il traversone, forse un tiro in realtà, palla fuori che si impenna, però lo Sport Palermo adesso sta cercando di gestire la partita. Nel frattempo si fa sentire anche Mister Corona che di esperienza ne ha veramente tanta. Poi allontana Lobue, Enea, Mastro Simone, la parola, mette giù il pallone, poi cerca la giocata in mezzo a 2 maglie verdi, poi regala il pallone, Mastro Simone, salta ancora la parola, palla in verticale per Cusimano, chiude Acquisto, poi molto bravo qui Sesta
che chiama il pallone al compagno e dice ci penso io. L'ho cacciato. Acquisto. Cerca un dribbling. Riuscito male però, perché è stato molto bravo in questo caso Cusimano a chiudergli lo spazio. Va giù, tutto ok. Poi cerca il tiro, si rialza forse un po' in ritardo, poi Canai e spazza. Minuto 7 di gioco sul cronometro, 1-1 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportissimi, ma siamo sicuri che fin dalle 9:30 siete connessi per assistere a questo gran bel match. Infantino, poi palla che si impenna, la tocca Acquisto e poi direttamente su Cardacci e lui il terzino destro. Questa formazione con Valente e Infantino come centrali. Vediamo invece Lobue in una posizione adesso forse un po' da capire, perché lo vediamo al momento molto largo, però dovrebbe giocare come centrocampista centrale. Tanto Cusimano prova il tiro deviato, poi lascia lì la palla per la conclusione di Leto, palla fuori, si impenna, non un buon tiro, però fa comunque bene a provarci il numero 8. Canai va centrale, va incontro Brigaglia, si appoggia, Sistori, cercato il numero 10 che prova a lanciare ancora alle spalle Marsalisi, buono quel suo scatto Marsalisi, ancora la corte super e poi spazza Infantino. Ma questi palloni di Sistori alle spalle della difesa sono veramente velenosissimi. Siracusa si gira sul letto, poi forse subisce un fallo, non per il diretto di gara, poi la palla forse esce, invece non per Canai che riesce a tenerla in campo, allontana Madonia. Poi Sistori cambia ancora il gioco. Poi Acquisto, cross in mezzo per Siracusa. Questa era una grande palla di Acquisto che come sempre sulla fascia sinistra tende ad alzare il ritmo e anche con tanta velocità diversi palloni interessanti. Lo abbiamo visto in precedenza con questo cross su Siracusa. Mastro Simone prova l'aggancio per liberare Nea, non riesce, la parola alle spalle di Argiroffi, poi scarica su Brigaglia che guarda la porta, poi allarga ancora per Acquisto che vuole rientrare, riesce il primo dribbling, non il secondo perché viene fermato da un ottimo intervento da parte di Lobue in questo caso. Sistori per Russo che cerca il tiro col mancino, la corte ancora una volta non si fa fregare dal rimbalzo, ottima prestazione anche del portiere. Va lungo, non la tocca di testa Mastro Simone, poi scatto di Enea, Canai torna dietro, Sesta spazza senza badare allo stile, poi di testa Madonia cicca l'intervento, Valente non è precisissimo, riesce comunque a fare passare il pallone, Leto sbaglia la parola che poi vuole questo pallone, ottiene anche la rimessa. Sarà rimessa con le mani per Corvaia, minuto 10 di gioco, 1-1 il risultato. Siracusa nasconde il pallone, c'è la parola vicino a lui, non lo serve, va da Sistoli, capitano esterno, la parola, prova ancora il cross, Russo di testa prova a spizzarla, la corte invece molto molto attento. Rimessa lunga, cercare la testa di Mastro Simone, questa volta la tocca, poi Argiroffi forse un po' anche beffato dal sole, non prende il pallone, la parola prova un mix forse tra un tiro inizialmente e poi forse un passaggio, c'era il Russo che si stava inserendo ma sembrava abbastanza sconnesso questo tiro da parte del piccolo numero 7 che sta veramente facendo una grande stagione, anche il vice capitano. Acquisto libera poi il Russo, palla fuori, Lobue a prendere il pallone, sembra quasi una difesa a 5 in realtà per lo Sport Palermo, perché vediamo Lobue che dovrebbe essere forse il terzo di difesa sulla destra, perché Cardaci comunque è molto laterale. Tanto palla a liberare Argiroffi che può puntare la difesa, salta nettamente Corvaia, va giù, calcio di punizione, questa può essere una grande occasione per lo Sport, arriva anche il cartellino giallo dopo 11 minuti, effettivamente decisione corretta da parte dell'arbitro, perché comunque era un'occasione chiara dal punto di vista dell'importanza. Dunque calcio di punizione con Argiroffi che ha sistemato il pallone e vediamo se il 10 poi con un pizzico di astuzia accentra anche il pallone. Tizio di gara forse non lo vede, infatti Acquisto lo sta allontanando un po', invece Argiroffi continua ad andare verso l'interno. Qui anche personalità e astuzia da parte del 10.
E dunque calcio di punizione, il pallone rimane lì. Bisogna formare la barriera, vediamo chi andrà, perché sono ben 4 uomini, adesso si allontana Brigaglia, però c'è Sistori, c'è anche Siragusa e infine c'è anche Acquisto. Però si allontanano un po', nel frattempo viene chiamata la distanza e dunque barriera che viene decisa dal direttore di gara, i passi sono contati e dunque è quello il posto in cui devono stare, non possono avanzare, ma vediamo se anche loro guadagneranno qualche metro. Va Argiroffi sul punto di battuta, vediamo se calcia da quella distanza, sembrerebbe di sì, anche la rincorsa, infatti calcia verso la porta e poi la parata di Sesta, una grande parata, va pure calciato bene cercando il palo più lontano e non il tiro a rientrare sul primo palo. Buona conclusione del 10, poi grande intervento anche di Sesta, insomma i portieri oggi sono protagonisti in campo. Sarà ancora calcio d'angolo quindi per lo Sport Palermo, proprio sugli sviluppi di un corner è arrivato il pareggio con Mastro Simone, vediamo adesso come andrà. Argiroffi, cross morbido in mezzo, stacca di questa Madonia, non era una brutta palla, però l'ha presa probabilmente con la zona occipitale il numero 3, non ha impattato benissimo. Palla su Corvaglia, la controlla, pressing di Argiroffi che salta ancora e poi calcia verso la porta e la traversa adesso nel 10, sta crescendo lo Sport Palermo. Rimessa con Cardacci, Argiroffi sta cercando di alzare il ritmo, vuole anche il calcio di punizione ma il direttore di gara non lo concede. Russo, Lobue la tocca, poi Sistori alza ancora il pallone dalle parti di Acquisto che lotta con Infantino che mette rimessa tra le, buona la chiusura del numero 5. Sarà quindi rimessa tra le zone offensiva, palla su Russo, anticipato nettamente da Cardacci, poi la palla rimane anche in campo. L'ho cacciato, sbaglia il tocco, poi Brigaglia scambia con Acquisto, si sovrappone il numero 3, sempre Acquisto, cross in mezzo, prende lo Bue e dovrebbe essere calcio d'angolo, vediamo che la palla dovrebbe essere uscita dalla linea di fondo e non dalla linea laterale, invece no, rimessa laterale comunque zona offensiva. Sarà pallone messo in mezzo con Siragusa che vuole girarsi sullo Bue, non riesce a farlo, poi lo stesso numero 4 fa un buonissimo lavoro. Questa volta dovrebbe essere corner, vediamo. E infatti è corner, va Sistori sul punto di battuta. Calcio d'angolo, allontana di testa la difesa, poi palla che si impenna, Enea riceve il pallone adesso, poi il rilancio ottimo per Mastro Simone che può attaccare la porta, un contropiede solo, Mastro Simone carica il destro, cerca il tiro, Sesta e poi Corvaglia allontana, ma dall'altra parte c'era Argiroffi che stava salendo sulla sinistra, poteva benissimo servirlo. Enea ancora una volta con questo tiro, poi Brigaglia allunga, sta rischiando veramente tanto adesso il Sant'Ernesto. Poi Cardacci spazza, lo fa anche Acquisto, Leto con il mancino, non era una brutta palla questa. Al momento possiamo dire che dopo un primo momento favorevole per il Sant'Ernesto, adesso la gara viene gestita meglio dallo Sport Palermo. La Parola, grande quel pallone per Siragusa che prova a controllarla, poi alla meglio anche sull'arrivo di Lobue. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato del difensore, direttore di gara che infatti indica la rimessa dal fondo, sembrava che col braccio potesse indicare il possesso per il Sant'Ernesto, non è così e dunque rimessa dal fondo con la Corte. Infantino, Valente, poi Canai, non pulitissimo in questo intervento, Acquisto poi torna direttamente da Sesta che allontana con forza il pallone, la Parola, aggancio delizioso del numero 7 che poi lascia lì al capitano Sistori, ennesimo lancio, questa volta forse non con i tempi giusti perché c'era Marsali si stava inserendo, però Siragusa era rimasto fermo, quasi
a volere il pallone da pivot, per citare un po' il ruolo da calcio a 5, che sapete benissimo su Sportiseri, molte squadre. Poi colpo di testa, palla su Marsalisi che calcia! E trova la porta e fa 2-1 nel momento più complicato. Poi forse ci regala anche un'immagine e infatti va verso la telecamera, fa 2-1. E Sport Palermo che dunque prende il gol, forse nel momento migliore, quando stava attaccando maggiormente, dopo anche la traversa di Argiroffi e le diverse occasioni capitate davanti alla porta di Sesta. Poi subisce anche il gol, però siamo sicuri che questa rete non cambierà un po' il canovaccio di questo match, perché ci aspettiamo una gara equilibrata fino all'ultimo probabilmente. Il risultato al momento, ricordiamo, è di 2-1. Gol di Siragusa e di Marsalisi per padroni di casa. Canai cerca acquisto, poi l'ho cacciato, spazza il pallone, facile preda di Infantino che la controlla, va a lungo a cercare Cusimano ma non trova il pallone, acquisto, poi spazza lontanissimo, quasi prende anche i compagni in panchina, anzi gli avversari in questo caso. Poi Giorgio Corona restituisce il pallone, rimessa, palla su Mastro Simone che vuole girarsi, non riesce, Sistori la tocca con l'esterno, libera male però per i compagni. Minuto 18 di gioco, 2-1 il risultato. Rimessa con le mani in mezzo per Mastro Simone, di testa la tocca, l'ho cacciato, poi palla rimessa al centro da Cardaci, Argiroffi cerca il controllo ma non riesce. Poi Madonia lotta con il fisico quasi alla meglio, ma poi sguscia via la Parola che si concede anche un piccolo dribbling, poi sbaglia il passaggio, Leto di prima verso Cusimano, forse poteva controllarla questo caso numero 8, Brigaglia, Sistori cerca il pallone in verticale come sempre, poi vince un piccolo rimpallo, Sistori ancora, Madonia chiude e poi allontana lo Bue. La Parola per Sistori che guarda la porta, finta con la suola, poi torna dietro, Brigaglia, poco cercato il numero 3 oggi. Questa è una novità perché solitamente è uno dei più cercati per tutte le occasioni. Oggi forse un po' sottotono il numero 3. Chiaramente anche il caldo potrebbe inficiare. Intanto Russo perde il pallone, Cusimano cerca di allungare, Sistori riconquista, poi guarda la porta e calcia, Leto intercetta e allontana lo Bue, però c'è un tocco con il braccio, dunque calcio di punizione per il Sant'Ernesto. L'abbiamo visto in precedenza battere ad Argiroffi con una grande conclusione, una grande parata soprattutto di Sesta. Adesso invece la chance è opposta con il Sant'Ernesto che potrebbe sorprendere la Corte. Vediamo. Vediamo chi batte, perché Sistori potrebbe cercare la porta con la distanza, sta guardando la porta, ma c'è anche Siragusa che però quasi sconsolato va lontano, perché rimane soltanto Sistori, il capitano numero 10. Credo che la gerarchia sia abbastanza chiara. Sta sistemando il pallone, conta i passi e guarda soprattutto la porta. Quattro uomini in barriera. Va Sistori che conta i passi, calcia, prende un avversario, poi Marsalisi, la Corte super, e poi ancora conclusione di acquisto e super intervento di La Corte, che portiere ha salvato in questo caso, in questa doppia occasione i suoi. La Parola vuole un accenno da parte di Argiroffi e Testo lo salta nettamente, poi conclusione verso la porta, cerca invece Siragusa, allontana Infantino, palla che rimane lì, Corvaia la controlla due volte con il mancino, si getta, poi in tuffo anche la Corte, ma questa volta non la tocca, palla fuori, 21esimo minuto di gioco. Partita bellissima al momento tra Sant'Ernesto e Sport Palermo, stiamo veramente commentando forse una gara di livello maggiore rispetto al campionato di riferimento. Ricordiamo infatti è un campionato giovanissimi provinciale under 14, ma sembra di vedere un altro calcio. La Parola per Corvaia, viene preso un pizzico controtempo, poi forse la palla sembrava anche fuori, ma si continua. Marsalisi, Madonia, qui stravince il mismatch fisico, poi Leto si scontra con Marsalisi, però non ha fischiato il direttore di gara, infatti
La parola dice proprio questo al direttore di gara, dice fischiamo perché se no non ne capiamo. Madonia, Argiroffi fa un buon lavoro in mezzo a due, fa vedere anche le lunghe leve, poi l'ultimo tocco è dello stesso 10. La parola lascia lì a Corvaia. Poi Madonia di testa e Corvaia poi la riprende, ma chiaramente da fuori. Palla invertita per liberare la parola, poi la tocca a Leto, Corvaia ruba il pallone, scarica dietro, passaggio un po' rischioso, Canai mette tanto in difficoltà, l'ho cacciato, adesso Mastro Simone può puntare la porta, cerca il passaggio, era una buona palla verso Nea ma non è passata, poi scivola anche sul pallone, si riparte con Brigaia, libera la parola, ci sono diversi uomini in avanti, la parola cerca il taglio alle spalle, la tocca Marsalisi che calcia e prende anche Siragusa, poi con il braccio prende con le mani Siragusa, infatti è abbastanza evidente, aveva fatto un passaggio al compagno. Sarà calcio di punizione chiaramente per lo Sport Palermo, con Infantino che prova a battere il proprio portiere, ma chiaramente la Corte prende anche questo pallone. Minuto 23 di gioco, 2-1 il risultato, ricordiamo 2 tempi da 35 minuti sono previsti. Acquisto, buona qui la sua giocata, cerca di entrare all'interno del campo, poi lascia sul Russo, buon dribbling anche da parte sua, imbucata Siragusa con il tacco, lascia lì per la parola che cerca il tiro e fa un gol bellissimo, la prende forse con l'esterno ed è 3-1, vediamo esultanza sotto la telecamera, infatti proprio così, esultanza di La Parola che fa un super gol, 3-1 il risultato. Che gol per Tanche di La Parola, che l'avevamo detto, è uno dei giocatori più interessanti di questo match. Però il no, calcio d'inizio, sembrava quasi che potesse essere annullato il gol, ma sinceramente non capivamo il motivo, si sentiva un po' dagli spalti, forse la palla non fosse entrata, ma era abbastanza visibile da qui. Però è gol, chiaramente è gol, non ci sono dubbi da questo punto di vista. Si ricomincia dunque con lo Sport Palermo in possesso con Argiroffi. Poi il gioco è fermo. C'è ancora il gioco fermo. Poi si ritorna in campo, dunque adesso si può finalmente ricominciare. Madonia cerca il passaggio dall'indietro ma sbaglia Enea, Marsalisi, buono quel dribbling, poi Siragusa ancora, Marsalisi che cerca la porta, la Corte però non si fa battere da questi tiri. Serviva veramente un super gol di La Parola per battere la Corte, che al momento è anche uno dei migliori in campo, ha preso 3 gol ma chiaramente può prendersi proprio veramente pochissime colpe, portiere che ha fatto tante parate decisive anche con personalità. A tempo, momento per lasciarsi le scarpe, minuto 26 di questa partita, 3-1 il risultato, veramente un gran bel match. Gioco momentaneamente fermo. Infantino si riparte dunque dal basso, non pressa molto Siragusa, Sistoli di testa, poi acquisto la tocca per un istante, ma esce anche di Sakanai, poi Sistoli sempre. Argiroffi vuole fare correre Mastro Simone che può anche calciare, vediamo, ci pensa forse un attimo, poi rientra destro-sinistro, prova a rientrare e poi scarica su Cosimano ma cerca invece Cardaci che cerca la porta, si distende, blocca, si accartoccia, in questo caso Sesta. Sarà possesso dunque per il Sant'Ernesto, c'è molto largo Corvaia che potrebbe ricevere il pallone, per un attimo Sesta ci pensa, poi decide di andare
decisamente alto con Siragusa, fa un buon lavoro contro Leto, poi Corvaia spazza male, poi è pronto un cambio al minuto 27, esce Brigaglia. Non una partita brillantissima per il 3, che invece ci ha abituato sempre a essere tra i migliori in campo. Giocatore molto interessante, con un sinistro che è sempre letale, magari non sempre in zona gol, però comunque nelle sue giocate lascia il campo a Canai, l'altro Christian. Forse qualche problema fisico per lui. Madonia. Tocca Corvaia, poi allontana la parola, buono qui il suo aggancio, la porta in avanti con la punta a liberare dalle parti di Russo, fermato da Lobue che sradica questo pallone, poi la butta in avanti per il dribbling di Mastro Simone che fa un buon lavoro, poi cerca la porta sesta, la palla rimane lì, Enea! E palla dall'altra parte, 3-2, la riapre ancora lo Sport Palermo che viva più che mai. 5 gol in questo primo tempo, non ci stiamo veramente annoiando questa mattina, questa bellissima domenica mattina a Palermo con tanto caldo ma anche con tanto spettacolo. Minuto 29, 3-2 risultato, mancano 6 minuti alla fine del primo tempo, c'è ancora tutto il tempo. Canai trova il dribbling ma non riesce, bravo qui Cusimano a rubargli la sfera, entra dentro l'area di rigore, adesso si allarga forse un po' troppo Cusimano, la tiene anche in campo, poi palla in mezzo per Arginoffi, sesta, miracoloso questa volta anche con i piedi. Possiamo dire veramente che i due portieri quest'oggi sembrano incredibili, hanno subito 3 e 2 gol rispettivamente, però credo che le colpe siano pochissime nei gol presi, perché comunque tanti interventi che hanno fatto vanno a un po' eliminare probabilmente i gol presi, perché hanno dato sicuramente il 100%. Nel frattempo sarà ancora calcio d'angolo per lo Sport Palermo, stiamo entrando al 30° di gioco, c'è già stato un cambio, ricordiamo, con Brigaglia che ha lasciato il campo per Canai. Calcio d'angolo con Sesta, non è questa volta sicurissimo, Madonia poi cerca di lottare contro 3 avversari, la tiene lì con la suola quasi da calcio a 5, poi vuole passare in mezzo a 3 ma è difficile, la parola lui invece riesce e poi cambia gioco per acquisto, palla difficile, infatti Cardaci la fa sua, poi va giù nel frattempo, scontro con Canai, calcio di punizione dovrebbe essere. Anzi no, è calcio di rigore, dunque l'intervento è stato dentro l'area di rigore, adesso ha veramente la possibilità di pareggiare i conti lo Sport Palermo, vediamo chi è andato al dischetto, Madonia sta sistemando il pallone e probabilmente andrà al numero 3, vediamo. E va proprio Madonia che con il sinistro potrebbe battere Sesta per il pareggio del 3-3, vediamo come batte, ci aspettiamo forse una conclusione di potenza da parte sua. Calcio di rigore, va calcio con il sinistro, spiazza il portiere, la mette lì dove non può mai arrivare, 3-3 risultato. Un gran bel rigore battuto da Giuseppe Madonia. Tre a 3 risultato al minuto 32, mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, non ci immaginiamo un recupero cospicuo. Vediamo. Corvaia, poi Madonia allontana ancora una volta, poi l'anticipo di Corvaia.
Va Madonia con le mani, c'è Argiroffi vicino a lui, sceglie invece pallone su Enea, autore del gol, ricordiamo, delle 3-2, momentaneo chiaramente. Acquisto, c'è l'inserimento di Siragusa che la controlla con l'addiome, poi si gira molto bene con il tacco, poi lo libera verso Canai, palla in verticale per Acquisto che cerca un passaggio in mezzo, all'altra parte arriva Marsalisi, poi Madonia chiude in anticipo con il fisico, rischiando un po' perché non stava guardando il pallone, poi in realtà lo prende e sarà calcio d'angolo con Marsalisi, e invece no, perché l'ultimo tocco è stato dunque dello stesso 17 e non di Madonia. Sembrava in realtà calcio d'angolo, però. Sarà rimessa con Canai che batte rapidamente Sistori. Si cerca forse una giocata del numero 10. Mastro Simone, l'anticipo di Canai tentato, poi lo infastidisce, rientra anche Acquisto. Leto, Argiroffi, arriva anche Corvaia che cerca di portarlo più lontano che può, un rimpallo che viene vinto, poi la parola, perfetto, Marsalisi, anticipo di Madonia, Argiroffi, tacco elegante per Madonia che poi cerca il mancino, lo trova due volte, si allunga anche questo pallone con Canai, trova anche il traversone, Cenea che può calciare, la tocca Canai e poi allontana Corvaia, poi Kung Fu da parte di Valente, molto bravo a non fare stoppare il pallone a Siragusa, che poi solitamente è anche pericoloso. La parola nasconde come sempre il pallone, poi con la punta addirittura verso Russo, palla un po' che prende una direzione strana, però gran pallone in realtà, perché Russo poteva benissimo arrivare. Minuto 34 di gioco, manca un minuto, poi sarà recupero. Ma con le mani Cardaci, poi Russo, un po' in ombra, soprattutto nella seconda frazione del primo tempo. Sistori mette giù con il petto, allarga dalle parti di Acquisto che può arrivare sul fondo, chiude la strada Infantino e si riparte con una rimessa dal fondo, minuto 34 e 30 secondi, dunque 30 secondi, poi conosceremo anche l'entità del recupero. Enea prova a sfuggire alla marcatura, poi tacco di Sistori, la parola libera, Acquisto che con l'uscita di Birigaglia è andato già a centrocampo, poi la parola ancora e poi la Corte fa ancora un grandissimo intervento, ma ancora una volta lo stava rifacendo la parola. Cross di Marsalisi direttamente sul portiere, siamo arrivati al minuto 35, fischietto in bocca, finisce anche il primo tempo con il risultato di 3-3, è una partita bellissima. Noi intanto come sempre vi salutiamo, ma rimanete connessi perché solo qui sui canali di Sportisi il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo! Ferruzza supera Benè, posizione di fuorigioco. Occhio a Giovagnoli, ce l'ha sempre sul mancino, il pallone a ridosso della linea di porta, Giovagnoli insiste. L'Officio lo stava per perdere, la marcatura comunque rimane ancora a Casabala. Mette in mezzo verso Gomez Nobre, cade in area, calcio di rigore per il Mazara, il fallo su Jason Gomez Nobre. Risoleo, il Mazara passa, il gol dell'1-0 con l'argentino. Il Mazara torna a segnare dopo 5 partite. Attenzione all'occasione che ha Pane Bianco. Gomez si cerca di vincere il rimpallo più efficace, Giovagnoli. Ferruzza, posizione buona per Pane Bianco. Boyang allarga tutto, Pongo entra in area, vince il rimpallo anche lui, mette in mezzo con il sinistro, da dietro il tiro in porta di Boyang, il gol del 2-0 delle Mazara nonostante il tocco da parte di Barbagallo, il terzo gol per il gambiano da quando è arrivato in Italia. De Morra 1-2 con Albanese, calcio da fuori,
Coco, lancio morbido, Fernandez, tacco per Giovagnoli, il piazzato, batte Giovagnoli, è uno schema, il tiro oltre la traversa di De Morra, la prende Giovagnoli, sale il Geraci, sale il pane bianco, solita scena, pane bianco verso l'interno, passaggio per Fernandez, Coco, lancio in mezzo verso Guadagnoli, Fernandez al volo, allontana Ciancimino, Fernandez in area, la mantiene in campo, ce l'ha sul sinistro, passa dietro per il tiro di Ferruccia, il gol del Geraci, il primo in maglia blaugrana per Diego Ferruccia, alla seconda da titolare, 2-1. Fatto però a Gomez Nobre che rientra, Casapalla, deviazione di Reghini, Fernandez ha preso fiducia dopo l'assist, prova il tiro dal limite dell'area di rigore, pallone per Pane Bianco, cambia molte volte il Geraci, Fernandez mette in mezzo, secondo palo, il gol del 2-2, ha segnato Guadagnoli, il Geraci la riprende, passa in campionato, calcio di rigore per il Mazzara, batte Risoleo, possibilità di riportarsi in vantaggio, il Mancino in porta, la doppietta di Francisco Risoleo su calcio di rigore, il Mazzara è di nuovo in vantaggio, 3-2. Il Mazzara vuole prendere tempo, è stato espulso Gomez Nobre. C'è un altro rosso per Pane Bianco, il rosso anche per Casapalla, Geraci in 10, Mazzara in 9. Pallone al vuoto, il tiro di Guadagnoli. Ci saranno ancora tanti minuti da giocare con sul secondo palo, il 3-3 al 91esimo, ha segnato Bruno Reghini dalla difesa, il suo colpo di testa non segnava dal 2018. Presa fuori Ferruzza, bene, si distende, pallone ancora vivo Fernandez, ancora bene, che salva il risultato. Geraci a millimetri dalla rimonta, nel finale è ufficiale il 3-3. Il campionato di promozione girone B, Polisportiva, Lascari Cefalù 5, Promende 0. Siamo qui con il mister Grimaudo della Polisportiva. Innanzitutto un parere sulla prestazione dei vostri ragazzi. Sicuramente è una prestazione perché hai vinto positiva, però insomma i miei ragazzi lo sanno che possono dare molto di più, però siamo contenti di questo risultato. Niente, cerchiamo ormai le ultime due partite di portare più punti possibili, insomma è un peccato che sicuramente magari non possiamo raggiungere i playoff per qualche punto perso precedentemente. E quindi volevo allacciare appunto alla seconda domanda: con quali motivazioni scendere in campo per le ultime due di campionato? Ma le motivazioni loro sanno benissimo, i miei ragazzi, che devono essere sempre le stesse. Dobbiamo sempre giocare per vincere senza mai mollare, perché insomma nel calcio mai dire mai. Noi dobbiamo cercare di fare altri 6 punti e poi insomma vedere che succede dall'altra parte. Con un occhio a Galati. Certo, speriamo che magari il Galati ci possa fare un piacere a noi, però è normale che dobbiamo vincere prima noi. Devono concatenarsi un po' una serie di combinazioni, di situazioni. Certo, questo lo sappiamo benissimo, però quello che dico ai miei ragazzi, ho sempre detto, noi dobbiamo sempre uscire dal campo a testa alta e finire la stagione a testa alta, consapevoli di aver dato tutto. Prestazione importante, abbiamo fatto una gran bella partita, siamo partiti forte, siamo riusciti a sbloccarla subito e poi la partita si è messa nel binario giusto, siamo stati compatti, cinici quando era il tempo di essere cinici e abbiamo fatto un grande possesso, però ho visto una squadra in salute, una squadra che sta bene e che ha soprattutto voglia. Per la promozione ancora mancano 2 partite, sappiamo che ci sono 2 finali, una a Bagheria
e poi aspettiamo il Gemini in casa. Saranno 2 partite belle toste, perché sono 2 squadre che lottano per un piazzamento playoff, però noi abbiamo un grande obiettivo e non possiamo che aspettare queste partite per centrare il nostro obiettivo. È una cornice di pubblico che per noi è un orgoglio rappresentarli, e siamo orgogliosi e fieri di avere un gruppo ultra come questo, e sono la nostra forza, lo sappiamo noi e lo sanno anche loro.
Siamo tornati live intanto dopo un lungo intervallo per commentare questa sfida bellissima al momento tra Sant'Ernesto e Sport Palermo, risultato al momento di 3-3. Mostriamo il nostro tabellino, poi chiaramente ricordiamo come in ogni nostra diretta che il cronometro inizierà a passare nel momento in cui ci sarà il primo pallone toccato. Nel frattempo Vittorio Gara chiama le due formazioni perché bisogna tornare in campo per questa seconda frazione, dunque altri 35 minuti di gioco ci terranno compagnia. Al momento i primi 35 ci hanno sicuramente intrattenuto e anche tanto. Vediamo invece come sarà la seconda frazione, ma penso sulla falsariga del primo tempo. Gara molto molto avvincente, 3-3, tanti bei gol su tutti, probabilmente quello realizzato dalla Parola con una conclusione di collo esterno sotto l'incrocio dei pali, anche un super la corte, non ha potuto fare nulla in quella circostanza. Adesso vediamo Siracusa sul punto di battuta e inizia anche il secondo tempo di questa sfida con Locacciato che accarezza dalle parti di Acquisto, che dunque va a giocare come terzino, dunque torna sul suo ruolo, invece Canai gioca a centrocampo. Questa è la scelta di questa seconda frazione dal tecnico Argiroffi, prova a rientrare sempre molto tecnico, poi Leto sbaglia tutto, Canai mette una pezza a liberare poi lo scatto di Marsalisi che però lo fa in maniera irregolare, calcio di punizione. Sarà calcio di punizione quindi con Madonia che con il mancino potrebbe trovare un cross o comunque una soluzione interessante. Ha già fatto un gol, ricordiamo, sul calcio di rigore. Calcio di punizione interessante con Sesta che va giù e forse la tocca pure, vediamo. Calcio d'angolo, sì, la tocca Sesta. Anzi no, rimessa dal fondo. No, rimessa dal fondo, infatti, non l'ha toccata Sesta. Bravo Sesta! Sarà quindi rimessa dal fondo, lascia lì sul Locacciato che allarga il gioco, Corvaia centralmente, Sistoli 1-2 per liberare poi la Parola che come sempre trova il rilancio in avanti, chiude invece Valente, poi lotta anche Enea, Leto di prima per Cusimano, sempre poi Acquisto, mette una pezza, Russo, poi si scontra con Cardaci, Corvaia allarga un po' troppo cercando questo scatto di Marsalisi che solitamente arriva, è arrivato anche questa volta in realtà, però palla leggermente troppo esterna. Sistoli cambia il gioco di testa Valente, un'ottima prova anche dei due centrali Valente e Infantino, forse qualche problema sui palloni in profondità soprattutto nei primi minuti del primo tempo, poi invece tutto ok. Acquisto, prova il dribbling, riesce il primo, non il secondo, per un rimpallo Siracusa, autore di 18 gol in stagione. Poi la Parola cerca il tiro ancora una volta, questa volta va fuori, ma come sempre molto pericoloso il numero 7. Nel frattempo c'è qualche movimento in panchina, vediamo se ci sarà qualche cambio. Tanto la Corte batte la rimessa dal fondo verso Infantino. Cardaci, scarica centrale per Leto, la tocca di prima, poi allontana Cusimano, la controlla ancora la Parola con il mancino. Canai controlla, poi cerca la porta con il sinistro e la palla non termina fuori di molto. Fa bene a provarci Canai, questo è un ottimo mancino da fuori, si complimenta con lui anche Capitan Sistori, che oggi non ha trovato gol, ricordiamo il 10. Va segnato invece nella gara di andata insieme a Siracusa e la Parola. Dunque gli stessi marcatori possiamo dire dalla gara di andata, sono con l'unica differenza che non ha segnato Sistori, bensì Marsalisi. Argiroffi sbaglia il passaggio, Sistori allarga per Canai di prima in verticale per Russo che può arrivare sul pallone, c'è però in vantaggio Infantino che poi saggiamente con il fisico fa un buon lavoro, però la palla è rimasta anche in campo e Russo poi forse tocca per ultimo, non per il direttore di gara, e dunque rimessa laterale sempre zona offensiva con Acquisto
che andrà con le mani, si avvicina a Siracusa, non lo trova, va da Canai, poi palla allontata da Giroffi. C'è Corvaia adesso sul pallone, la controlla contro Enea, la tiene anche in campo ma sbaglia il passaggio perché è facile preda di Argiroffi, la controlla, può cambiare tutto, infatti fa proprio questa giocata per Mastro Simone che la controlla, poteva forse attaccare la porta ma non lo fa, adesso va sul fondo, scivolata perfetta di Locacciato, palla in calcio d'angolo. Proprio sugli sviluppi di un corner è arrivato anche il primo gol dello Sport Palermo con Mastro Simone. Sarà corner quindi con Argiroffi che cerca la battuta morbida di testa, arriva Valente ma non riesce a indizzare il pallone, poi Corvaia spazza più lontano che può, stava arrivando Madonia che forse dopo un primo tempo leggermente in ombra, almeno nella prima frazione, poi nella seconda invece ha giganteggiato, non concedendo praticamente nulla in fase difensiva e poi trovando anche il gol sul calcio di rigore. Sistori, Canai, la parola, libera Corvaia, Giroffi chiude molto bene, poi Madonia di prima, Cusi, mano scivolata di Sistori che adesso cerca un po' di suonare la carica per i suoi, buca l'intervento Valente, alle spalle spunta Marsalese, ma non si passa con Madonia, poi Infantino butta lontano, Giroffi la tiene anche in campo, la palla non è uscita, poi subisce anche un fallo. Si chiede anche un cartellino giallo, ma non c'è nulla. Sarà calcio di punizione, quindi minuto 41 sul punto di battuta, vediamo Valente, andrà probabilmente lungo, invece no, fa qualche finta e invece si va lungo. Canai, Locacciato, palla dietro, Sesta sempre molto lungo nei suoi rilanci, la controlla addirittura con la testa Russo e poi con il mancino mette giù il pallone, Sistori alza la testa, ennesimo lancio, questa volta Valente con il petto riesce a infastidire il suo avversario, poi la parola la fa sbattere proprio sul numero 6 e guadagna anche la rimessa. Sistori cerca il passaggio, sbaglia il tocco, Canai dalle parti di acquisto, poi il tocco, anzi il contrasto da parte di Cardaci che non la tocca e dunque guadagna anche una rimessa. Buona qui la copertura del 2. Così mano alza il pallone, lascia scorrere Mastro Simone, poi acquisto Canai per Siracusa, testa salta, non la controlla, non lo fa girare in questo caso Leto, poi palla centrale, Canai la tocca con la punta quasi a favorire un suo avversario, poi Corvaia allunga questo pallone, Infantino con la corte che se l'è chiamata col suo cappellino, poi quasi alla Benji Price, per ricordare chiaramente un famoso cartone animato. Nel frattempo palla sul Russo che la controlla, Lobue che torna dopo un infortunio, 3 mesi fuori per il numero 4 che ritorna in campo. Enea prova un aggancio volante ma non gli riesce, poi Canai allarga su Corvaia, torna dietro la parola, Corvaia va sempre in avanti, forse qui poteva anche tornare dietro, poi il passaggio per Cardaci che non funziona, acquisto, andrà con la rimessa laterale, la parola cerca il sombrero su Enea, gli riesce, poi Argiroffi vince il mismatch fisico, poi suola Ruleta, grande qui la qualità del 10 che si appoggia dietro, Infantino si concede una libertà molto rischiosa ma gli riesce pure, Lobue scivolata poi di Russo, i due si scontrano ma tutto ok, poi Cardaci andrà acquisto con questa rimessa con le mani, buono qui il passaggio a liberare Cana che guarda la porta, poi allarga il gioco, Infantino invece chiude molto bene, poi lo cacciato di testa per la parola con il tacco esterno in realtà, Canai, Siracusa,
vuole girarsi, lo fa bene su Acquisto. Vediamo se cross ancora il numero 11 che si porta la palla ampiamente fuori, però va anche al cross, era nettamente fuori e infatti il direttore di gara indica la rimessa laterale, un po' messo troppo tempo per fischiare. Acquisto, palla questa volta in campo. Acquisto allontana il pallone, un po' nervoso in realtà l'11. Acquisto di testa, poi allontana Canai. Rimessa a Sport Palermo con Cardaci che andrà con le mani, guarda attentamente i compagni. Poi testa di Enea. Acquisto, la mette giù Siragusa, poi non è fortunato perché l'aggancio viene portato verso l'esterno. L'ho cacciato e ancora rimessa con Cardaci. Poi va giù Mastro Simone, fallo di Acquisto che non è d'accordissimo con la scelta del direttore di gara, protesta un po', però calcio di punizione. Dunque alla battuta andrà Argirossi, lui che ha calciato già un bel calcio di punizione, ma si trattava di una posizione molto più ravvicinata, infatti va in mezzo questa volta per allontana la Parola. Palla che si impenna, lotta poi Marsalisi, poco cercato forse in questo secondo tempo, un po' di più in realtà nel primo. Minuto 46, sono passati già 11 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, ritmi forse più bassi rispetto a quelli del primo tempo. Lobue, Cardaci, lotta con Acquisto, si aiuta anche un po' con le mani, ma poi sguscia via benissimo Acquisto, adesso va verso l'interno, ne salta ancora un altro, poi lascia saggiamente sulla Parola che va a lungo, chiude invece Valente in anticipo. Argiroffi. Mastro Simone la controlla, c'è la sovrapposizione di Cardaci, lo serve adesso, questo chiude, poi Canai mette la punta. Ci sarà un cambio però. Vediamo chi entrerà perché dovrebbe entrare Samuele Todaro se non abbiamo visto male. Intanto fuori Madonia per lo Sport Palermo e anche Leto. Vediamo chi entrerà. Entra Todaro dunque, sì, dicevamo per lo Sport Palermo Todaro. E poi... Vai Todaro! E poi dovrebbe entrare anche Taglialavoro, se non abbiamo visto male. Dall'altra parte invece Russo dovrebbe lasciare il campo. Forse per Piazza, vediamo. Infatti lascia il campo Russo. Entra Piazza, dovrebbe essere. Adesso vediamo, sì, è Piazza. E dunque va Taglialavoro che gioca sull'out di destra. Siamo qui al 9, che veloce! Il 9 è veloce, Palla per Enea, Canai in anticipo, poi Sistori cerca di nascondere il pallone, non riesce, Enea libera per Mastro Simone che rientra, Canai però chiude le gambe e leva lo spazio soprattutto, sarà calcio d'angolo, dunque vediamo Todaro sul punto di battuta, si avvicina al corner. Salgono un po' tutti, rimangono dietro soltanto Lobue ma anche Infantino, poi in realtà anche Taglialavoro. Poi rimorchio Cusimano, palla in mezzo, allontana la difesa con Lo Cacciato, poi Lobue cerca la punta. Sesta blocca senza problemi e fa ripartire i suoi con velocità per cercare Siragusa, poi di testa Infantino non è precisissimo. Poi Piazza appena entrato, è fresco e può creare un'occasione. Siragusa, poi calcia con il destro e la palla entra. Sono 19 stagioni per l'attaccante che forse ci regala anche un'esultanza. E infatti fa proprio così. 4-3 risultato.
Una grandissima giocata da parte dell'attaccante, però forse un po' troppo spazio lasciato dallo Sport Palermo, che ha concesso al numero 9 la possibilità di potersi girare e calciare con libertà. E lì, quando uno come Siragusa calcia, è veramente difficile che sbagli. Nel frattempo è pronto un altro cambio. Lascia il terreno di gioco Valente, entra invece Mario Bonanno. Vediamo dove si posiziona. Dovrebbe andare come terzino, o forse come centrale in realtà. Argiroffi va a lungo a cercare la velocità di Mastro Simone, poi chiude la strada Lo Cacciato e va giù invece, si accartoccia Sesta. Grande prestazione anche per lui. Lo Cacciato. Argiroffi va in pressione, ruba la palla, cerca anche la porta e poi Sesta riesce in 2 tempi a bloccare, ma buon tiro da parte del 10 avversario. Mancano 20 minuti alla fine della partita, c'è ancora tutto il tempo, 4-3 risultato. Nel frattempo Piazza è andato sull'out. Tanto Mastro Simone si continua, non è fuori gioco, poi cerca il tiro con la punta. Sesta non ha problemi. Dicevamo dunque come Piazza si sia messo a destra, sulla sinistra invece è andato Marsalisi, che dopo l'uscita di Russo ha cambiato dunque fascia. Siragusa, aggancio perfetto, poi si gira molto bene Siragusa, palla incollata sulla suola, poi Todaro commette fallo, tutto fallo. È rimasto giù Siragusa, ci auguriamo che sia tutto ok, si tocca la gamba. Forse tutto ok, si è rialzato Siragusa, fortunatamente sta bene. Minuto 51, mancano 19 minuti alla fine del match. Sulle punte di battuta vediamo Lo Cacciato. Battuta lunga, lascia Canai per acquisto che calcia con il mancino e va vicinissimo ancora al gol, però la palla era passata. Qui non aveva difeso benissimo lo Sport Palermo, perché avevano praticamente concesso ad acquisto di trovarsi davanti alla Corte, che nonostante abbia realizzato grandi parate comunque non era in posizionamento per poterlo fermare, era veramente una posizione ravvicinata. Sarà quindi rimessa con le mani con Madonia, che dunque non ha lasciato il campo come dicevamo erroneamente prima. Uscito Leto. Poi dovrebbe essere uscito Valente in realtà, con la mano numero 6, infatti non vediamo più. La Parola si gira molto bene con la sua solita tecnica, poi alza il pallone dalle parti di Piazza e l'anticipo ottimo di Bonanno. Ha fatto un buon intervento qua il piccolo numero 15, appena entrato. Siragusa cerca anche la porta, ma la Corte è veramente difficile da battere. Infatti il gol precedente di Siragusa è stato un gol incredibile. Palla lunga di Infantino, la controlla con il tacco Mastro Simone, che palla, poi Canai vince il duello con Enea e allontana invece Lo Cacciato, cerca sempre Siragusa, la tocca Infantino, poi Piazza allunga ancora per Siragusa che fa pure questo e 5-3, tripletta personale e adesso veramente sta la quota 20 in classifica marcatori. Bravo Matti! 5-3 risultato per il Sant'Ernesto, che si trova sopra con 2 gol di vantaggio, però è pronto verso un cambio, vediamo, dovrebbe lasciare il terreno di gioco Infantino, che è anche il capitano. Vediamo a chi andrà la fascia. Dovrebbe andare sul braccio di Cusimano, però non vediamo al momento con la fascia. Vediamo chi sta entrando. Dovrebbe trattarsi di Catanzaro, che infatti va sulla fascia sinistra. Il capitano, adesso cerchiamo di capire chi è andato alla fascia.
data sul braccio di Madonia, quindi è lui il vice in caso, e non Cusimano come credevamo. Buon anno, Mastro Simone, 1-2 con Enea, buona quella loro giocata, Mastro Simone può puntare la difesa, vediamo, cerca il doppio passo su acquisto, poi si appoggia sul neoentrato taglialavoro, chiude invece Canai, che quando è entrato comunque è stato molto bene in partita. Canai. Marsalese vuole la velocità, un grande scatto sulla fascia sinistra, ma se la allunga forse un po' troppo il 17. C'era comunque taglialavoro che stava per raggiungerlo, così come lo Bue, però Bravo Marsali. non è terminato fuori. Va lo Bue. E poi c'è un altro cambio, altri due anzi. Dovrebbe lasciare il campo Sistoli, il capitano, numero 10, fascia infatti per la Parola. Entra con il numero 5 Coppola. Mentre invece... no, soltanto uno il cambio. Lo Bue. Poi palla su Mastro Simone che ha la meglio, può calciare con il destro, poi non la tocca Sesta. E invece la tocca Sesta, dice di no. Sembrava effettivamente non l'avesse toccata, ma non è così. Dunque calcio d'angolo con Argiroffi sul punto di battuta, sembrava non esserci il tocco, ma non è d'accordo l'editore di gara che va in mezzo. Argiroffi per Madonia, deviazione, si chiede un calcio di rigore ma non per il direttore di gara, che quindi fa continuare, poi cerca di allungarsi il pallone Siragusa, non riesce questa volta, 3 gol per lui oggi, stavolta non si allunga correttamente. La Parola la tocca quel poco che basta, poi regala il pallone in realtà a Cusimano che scambia con il neoentrato, poi palla in profondità per Siragusa che calcia ancora e fa ancora pure questo. Poker per Siragusa, ogni pallone che tocca è un gol. 6-3. Poi grande palla anche del solito La Parola che spende comunque degli assist per ogni partita. Questa è una grande palla, perché quando è un giocatore come Siragusa, che è un giocatore che attacca tanto la profondità, è veramente un gioco da ragazzi, e qui lo fa vedere. Sembra un gol banale ma è un gol molto complicato. Nel frattempo dovrebbe lasciare il campo Marsalisi, vediamo al posto, adesso vediamo. Nel frattempo Piazza cambia la sua posizione perché da destra va sull'alto di sinistra. Nel frattempo lascia il campo anche Mastro Simone. Andiamo al posto di chi? Nel frattempo è entrato Mellina con la numero 8. Lascia il campo invece lo Bue e Mastro Simone. Invece è entrato con la maglia numero 16 Gabriele Sanfilippo, che giocherà in avanti. Poi dovrebbe essere entrato anche Gabriele Spagnolo, se non abbiamo visto male. Vediamo. Todaro. Argiroffi, poi allontana Corvaia. Coppola per liberare Mellina, appena entrato, tocca subito il suo primo pallone, lotta a Todaro. La palla che si impenna con Taglialavoro che la lascia guadagnando, e poi rimessa con le mani che viene battuta dal neoentrato. Poi Cusimano vuole la profondità ma trova soltanto Sesta. Dicevamo dunque il passaggio di Spagnolo, che in questo caso è entrato come terzino destro sostituendo, adesso vediamo, dovrebbe essere entrato a posto di Mastro Simone. Anzi no, Sanfilippo per Mastro Simone. Dovrebbe essere uscito lo Bue in questo caso, sì, numero 4.
al posto del 13. Spagnolo che si mette sull'out di destra, viene marcato da Piazza al momento, però probabilmente vedremo il contrario, dunque il 13 che andrà a marcare il 16, ovvero Piazza. Coppola lontana, più lontano che può, la tocca Siragusa, ma si continua, poi alza il pallone, lotta con Cusimano, esce fuori molto bene dalla pressione, poi nasconde il pallone e trova anche Canai che di prima libera verso Piazza, la tocca in anticipo, Dai Peppe! poi l'entrato Spagnolo, poi Acquisto, regala un sombrero 2 volte, chiude invece molto bene Bonanno, poi Mellina è fresco e può puntare l'uomo, palla che va fuori, poi qualche screzio con il 13. Spagnolo andrà lui con questa rimessa laterale, minuto 59 e 34 secondi, mancano 10 minuti, non ci immaginiamo un recupero cospicuo perché non ci sono state comunque delle interruzioni ampie, così ma lo tocca Acquisto con il mancino, poi Coppola sbaglia, Todaro, Canai, la parola, buono qui il suo lavoro, poi cerca anche una conclusione, poi la palla termina fuori, non di moltissimo, sembrava quasi un'illusione del gol per la parola che voleva combinare veramente una giocata impressionante. Era rimasto fermo alla corte, forse ha sperato che il pallone non entrasse. Credo abbia anche sperato bene, che la palla è uscita, sembrava da qui non di molto. Poi chiaramente bisogna riguardare anche la visuale dall'altra parte. Nel frattempo fuori Corvaia, c'è un altro cambio quindi per il Sant'Ernesto, che lascia il campo. Una buona gara anche per Corvaia, comunque, che ha giocato una buonissima partita, si è fatto vedere, non forse molto dal punto di vista offensivo, un po' meglio dal punto di vista prettamente difensivo. Poi vince il rimpallo, conclusione da fuori, direttamente dalle braccia di Lacorte che blocca, minuto 61, mancano 9 minuti alla fine del match. Coppola di testa, non lascia rimbalzare, poi Madonia, Canai lotta, poi Acquisto, Cusimano vuole nascondere il pallone e l'ultimo tocco è di Mellina e dunque rimessa con le mani per Spagnolo che deve andare un po' più indietro. Mellina vuole nascondere il pallone, tunnel anche su taglialavoro, poi palla che passa con Piazza, Siragusa, spalla alla porta, va giù, l'arbitro è molto vicino, poi lotta da terra, commette fallo. Sarà calcio punizione con Bonanno, vediamo se andrà a lungo, poi giocano un po' con Piazza, Bonanno sorride. Allora in avanti a cercare e trovare soprattutto taglialavoro che cerca un dribbling ma non gli riesce, poi il tocco dalle parti di Siragusa che alza la testa, vede il taglio ma che trova soprattutto Spagnolo, poi Madonia spazza senza badare allo stile, pallone complicato anche per lo scatto che stava arrivando di San Filippo, è fresco però era molto difficile. Acquisto, Coppola di testa, regala però un pallone a San Filippo che poteva anche forse pensare a una conclusione ma forse non se l'è sentita, poi il dribbling 2 volte con Todaro, Cusimano la tocca, poi Coppola, Canai allontana di testa, Mellina vuole difendere con il fisico, non riesce, San Filippo la tocca, poi la palla che rimane lì, lottano con l'ottimo contrasto, adesso si riparte con Siragusa, taglio alle spalle per Piazza che può calciare verso la porta, la Corte prende questo pallone, mette in calcio d'angolo ma continua ad attaccare ancora il Sant'Ernesto. Sarà quindi calcio d'angolo, vediamo Canai sul punto di battuta, vediamo se andrà sul primo, se sceglierà invece il secondo palo dove si potrebbe trovare qualche inserimento con il terzo tempo, infatti sceglie proprio il secondo palo, però non è una buona battuta in questo caso del numero 22 che è entrato, ricordiamo, al 27esimo del primo tempo, entrando anche molto bene in partita, anche a freddo probabilmente, seppur chiaramente le temperature non siano fortunatamente molto rigide, questo chiaramente aiuta, però chiaramente sempre a freddo. Intanto Mellina con il destro vuole calciare direttamente tra le braccia però di Lacorte, diciamo, quindi come è entrato al 27esimo al posto di Brigaglia, è entrato anche molto bene in partita il numero 22, ha messo
la sua tecnica a servizio della squadra, dando anche molto bene. La Parola vince un piccolo rimpallo, palla incollata sull'esterno, poi libera Siragusa che pensa forse a una conclusione, va con il sinistro, adesso sul destro Siragusa può calciare, finta ancora, adesso deve allargare il gioco, lo fa per Piazza che mette in mezzo, la tocca Bonanno, poi Mellina arriva ma allunga Cusimano, poi conclusione da fuori, sempre Bonanno a liberare, si sostituisce in questo caso al portiere, poi Siragusa vuole anche la rovesciata, la Corte blocca, non l'ha presa benissimo questa volta Siragusa, ha presa forse un po' quella zona distale del piede. Rimessa laterale. Canai, palla allungata, adesso un po' di difficoltà per lo Sport Palermo. Intanto Mellina allarga per Piazza che può puntare la difesa, salta Spagnolo, poi si presenta davanti la Corte, sceglie ancora il primo palo ma sceglie ancora la parata corretta la Corte e dunque calcio d'angolo. Minuto 65, mancano 5 minuti alla fine del match, 6-3 risultato, una gara molto bella, anche equilibrata nonostante il risultato sia di 6-3 con 3 gol di scarto, un primo tempo dove abbiamo visto entrambe le squadre battagliarsi praticamente alla pari, poi nel secondo tempo è venuto un po' fuori il Sant'Ernesto che è sempre comunque la capolista con la super prestazione di Siragusa che qui prova, anzi no, era Piazza, prova la rovesciata e qui forse deve dire qualcosa al suo compagno perché la direzione sembrava quella giusta. Palla che si impenna con Acquisto che lascia scorrere, rimbalzare il pallone con il mancino, libera Siragusa, una buona palla, la può anche tenere ma non ci riesce. Credo che si possa perdonare al numero 9, ne ha fatti 4, uno più bello dell'altro. Siragusa, posizione regolare, poi cerca la porta, la Corte prende questa sul primo palo, poi la blocca, dice ai compagni forse di marcarlo un po' meglio perché effettivamente era liberissimo seppur molto defilato. La Parola scambia con il compagno, palla ancora di ritorno, minuto 66 di gioco, palla verso la porta e arriva anche il 7-3 del Sant'Ernesto che sta dilagando adesso, forse anche un po' il sole a infastidire e a beffare la Corte, però il risultato è di 7 reti a 3. Bravo Anse! Un gran bel gol. Il gol al minuto 66 realizzato con questa conclusione da fuori, forse partita come un cross, chissà, vediamo. Comunque il gol di Anselmo che è entrato bene nel secondo tempo trovando un gran bel gol, scambiato prima con la Parola, poi ha deciso di battere la Corte, però il sole probabilmente avrà permesso al portiere di vedere meno, nonostante anche il cappellino, però comunque grande gol rimane chiaramente per Anselmo, che bisogna avere anche tantissima personalità per poter pensare anche semplicemente un tiro del genere. Lui lo ha fatto ed gli è anche riuscito. Intanto Sesta, palla lunga a cercare Canai, vince il mismatch fisico, in questo caso Catanzaro, poi scivola addirittura Anselmo. 68, mancano 2 minuti, risultato di 7-3 forse un po' pesante per ciò che abbiamo realmente visto in campo. Primo tempo, ripetiamo, sicuramente molto equilibrato, poi nel secondo è venuta fuori la squadra di casa con una grande prestazione. Coppola intanto torna dietro da Locacciato, Coppola, c'è largo Mellina, non lo serve, vuole andare in avanti per Siragusa, poi la tocca Canai, l'anticipo Madonia, poi Siragusa vuole il rimpallo ma non riesce. Madonia per Argiroffi viene anticipato da La Parola che prende anche questo pallone, poi Siragusa si ferma, forse anche un po' stanco,
vuole l'interno del campo, suola e poi scarica su Anselmo che cerca ancora un net cross per Piazza davanti alla porta e poi la parata di Lacorte che questa volta chiude e diventa una saracinesca. Poi Mellina si allarga molto, cerca anche il traversone, palla che passa, Canai! 8-3 il risultato, segna anche il numero 22, Cristian Canai, che ricordiamo sono 2. La maglia 22 è una maglia di tutto rispetto. 4 rispetto per l'uomo. 69esimo minuto, 8-3 il risultato. Questa domenica mattina palermitana al campo della Panormus, una gran bella partita che nonostante il risultato ricordiamo comunque piuttosto equilibrata. Siragusa allarga verso Piazza che può puntare l'uomo, sto molto sfortunato in precedenza, poi cross ancora Siragusa, questa volta cerca l'assist verso il compagno, non ha cercato il quinto gol, la manita, tanto Enea sguscia molto bene, poi scivolata da dietro di Coppola, qui molto bravo nel tempismo più che altro. Anselmo, per lui un gol e possiamo dire forse un mezzo assist perché è stata sua la palla per Piazza che poi ha calciato verso la porta, pallone poi ritornato sull'esterno, palla in mezzo, Canai da 2 passi, intanto Coppola con Lacorte e poi va bene così, triplice fischio infatti da parte del direttore di gara che dopo 70 minuti vede terminare questa partita con il risultato di 8-3. Man of the match probabilmente, credo non ci sia nemmeno bisogno di dirlo, ma sicuramente per chi magari ha visto meno di partita lo vuole sapere, chiaramente Matteo Siragusa, 4 gol, uno più bello dell'altro, ma potremmo dire anche in realtà Lacorte, potremmo dire anche Sesta, potremmo dire anche sicuramente La Parola. Oggi sicuramente vince lo spettacolo, che è stata veramente una bellissima partita. Noi intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto. Vi ringrazio e alla prossima.